Nei mesi scorsi ha preso il via in fase sperimentale il nuovo sistema di monitoraggio dei ponti sulle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade e che ha deciso di utilizzarlo sul ponte Rudavoi tra Cortina e Misurina, banco di prova ideale per capire se il sistema sia realmente efficace. È un ponte importante, poi perché è un ponte che ha 3 campate, 2 campate da 40 metri, la campata centrale da 100 metri, quindi è, diciamo, un signor ponte. Ecco. E abbiamo messo i sensori, lunedì scorso abbiamo fatto le prove di carico, i sensori e contemporaneamente leggevamo con strumenti topografici e con i sensori montati. I sensori hanno dato esito positivo, nel senso che hanno misurato gli stessi abbassamenti che sono stati misurati con gli strumenti topografici, quindi vuol dire che funzionano. Il monitoraggio durerà 6 mesi. Se funzionano bene, estenderemo progressivamente il sistema a tutti i ponti che abbiamo in gestione, che sono 550 tra pianura e montagna, quindi sono tanti, però faremo un lavoro progressivo. Una volta ultimato, vuol dire che noi avremo tutti i ponti sotto controllo e ogni 15 minuti avremo i dati di tutti i ponti, quindi è un sistema che di sicurezza direi che è addirittura eccessivo, insomma, ecco. Il tutto a costo contenuto. È costato 34.000 euro tra sensori e prove di carico che costano 11.000 euro, quindi costano. Noi facciamo conto che per gli altri ponti che abbiamo sia un costo molto inferiore perché sono ponti più piccoli, con travate semplicemente appoggiate, quindi molto più semplici, quindi occorreranno 3-4 sensori per ponte e non 15 come questo. Abbiamo altri 2 ponti significativi, uno sul Po, vicino ad Adria, Ponte Brigata Cremona, e il ponte sull'Adige di Legnago, quindi sono ponti importanti che rispetteremo probabilmente come per questo, ma sono costi che sono, direi, irrisori per l'effetto che provocano, perché danno una sicurezza della circolazione e una sicurezza per tutti gli utenti che girano per le strade, che ogni giorno passano con le macchine sopra i ponti.